Siamo con la signora Maria Terrasi che ha scritto questo libro, Coltivando il mio pezzo di cuore. Un libro che tra l'altro lei ha anche donato a Sua Santità il Papa Wojtyła. Ecco, parliamo un attimo di questo libro, signore. Ecco, questo libro nasce intanto per fare un omaggio a mio padre in occasione della sua morte. Dire la parola occasione non mi sembra molto opportuno, però per me è stata importante, per cui mi piace anche parlarne. Quando il Papa è venuto ad Agrigento io gli ho fatto dono di questo libro, poi è rimasto nel dimenticatoio. Oggi mi fa piacere avere questa opportunità per riportarlo alla ribalta, perché è un libro scritto in italiano, capibile sia da persone colte che da persone meno colte, per cui è per me un piacere divulgarlo, anche perché lo vendo, purtroppo lo vendo, non lo posso regalare, ho regalato in illo tempore, lo vendo a appena 5 euro. Dice a che cosa servono questi soldi? Servono un po' per fare beneficenza, un po' per aiutare a vivere. E questo è quello che mi piace dire alle persone che eventualmente volessero acquistare questo libro ad appena 5 I euro. contenuti di questo libro, contenuti di signora, questo perché libro. dico uno dovrebbe acquistarlo? È un libro scritto assolutamente in italiano. La scrittura è molto calcolata, nel senso che la lingua italiana è rispettata, anzi devo dire quasi rispettatissima, per anche chi si vuole approcciare per la prima volta al mondo della poesia. È scritto in assoluto italiano e ci sono poesie brevi, brevissime, di pochi versi, e poesie lunghe che sembrano dei racconti. Io ritengo che sarà una piacevole lettura per tutti. Lei ha ricevuto anche una lettera da parte Sì. del Papa, no? Di ringraziamento. Sì. In illo tempore ho ricevuto una lettera di ringraziamento da Papa Wojtyła, perché quando è venuto ad Agrigento io gliene ho fatto dono. E questa lettera comprende anche le benedizioni non solo per me, ma anche per le persone care. Siccome per me persone care sono anche le persone che oggi mi aiuterebbero a portare avanti non solo il libro dal punto di vista ideale, dal punto di vista poetico, ma anche dal punto di vista economico, mi fa piacere, dico, portare avanti questo discorso.